Un grido d'allarme arriva da una cinquantina di sindaci della Lega da tutta Italia, di cui molti dal Veneto. La forte preoccupazione espressa dai primi cittadini riguarda la direzione di accentramento in merito alla gestione dei fondi comunitari europei prevista per il prossimo bilancio. A fare il punto della situazione è Paolo Borchia, europarlamentare della Lega. C'è molta preoccupazione perché comunque il Veneto, come la Lombardia, hanno rappresentato delle realtà dove questi fondi sono stati utilizzati in maniera particolarmente virtuosa, andando a portare risorse sull'economia reale, sul territorio, sulle imprese, sul microcredito, per cui una serie di attività che sono vitali per il funzionamento dell'economia del territorio. Per quanto riguarda l'agricoltura, uno dei settori più colpiti dalla crisi internazionale, Borchia sottolinea come ci siano progressi per la nuova PAC, ovvero la politica agricola comune, anche se, come Lega, l'eurodeputato frena gli entusiasmi riguardo all'accordo Mercosur, una misura che secondo lui va a penalizzare il settore agricolo. Il messaggio che come Lega lanciamo è un messaggio molto chiaro e diretto. Noi non intendiamo che sia sempre l'agricoltura a pagare il conto per gli altri settori.